Eccoci qua, voglio. Allora, vi saluto innanzitutto, buonasera e vi voglio premettere che sto col mio computer, perché sapete che io, se vi ricordate, a live faccio sempre con il computer di mia mamma. Essendo che Steve Lusca, sta cazzina puta, ma con il computer di mia mamma, ho dovuto farla, cioè, con il computer mio, che una volta ci ho provato a farla, però se vedevo manca la chiave, quindi vorrei che nei commenti mi scrivessero per piacere, sì, è tutto a posto, si sente, si vede la faccia cazzo, quindi queste cose qua, ma giusto per, quindi queste qua, no? Perché poi sto parlando solo io, no? Quelle cose classiche che facevo di solito, che la faceva live e parlavo solo con me. Cioè, detto questo, io penso che vi inizio a salutare, anche se vado direttamente già nei commenti di YouTube, perché casomai ronco un occhio e beh che su fatto si mi sta dicendo sta situazione qua. Allora, ovviamente ha già fatto tardi come sempre, no, perché teneva speranzella che se ne mio nipote e mi riuscivo a prendere il computer, questo qua di mia mamma, per fare la live, però nipote ma se ne chiude proprio all'inizio della live, proprio c'è le cose che proprio studiate tra me, mia sorella e mia mamma, pare che lo fanno apposta, no? Detto questo, passiamo subito ai saluti, che stasera sono come quasi sempre abbastanza folti. Allora, salutiamo innanzitutto Valentina Catanzaro, che la voglio bene sempre da Crotone, poi Luigi Esposto, Michela della Ragione, che ci siamo incontrati anche al Comic Con e mi fa molto piacere che mi è venuta a trovare. Michela, mi mando un bacio. Sara Dion, che è un pezzotto della Christian Dior, lo sapete oramai, ce l'ho stato da qualche volta, è una pezzuttara. Michele Centanni, grandissimo, ma Michele Centanni nel a Facebook sta scritto The Viper, non ci capite che cazzo significa, Michele casomai ce lo spiega, si una vipera, non lo so chi sei. Ivan Zoccolella, che veramente fa così di cognome, non è una battuta, che purtroppo mi ha detto che è stato bocciato, quindi mi dispiace Ivan che sei stato bocciato, può capitare, io sono stato bocciato 5 volte, quindi non ti preoccupare, vai tranquillo. Checco Depp, Giacomo Sebillo, grandissima Casa Caruto, Alberto Varchetta e Vincenzo De Santis, che fammi un saluto speciale. Ma vabbè, ma io che cazzo di saluto speciale posso fare? Cioè, io chiederci che, non lo so, che ti incontro ogni tanto a via San Donato, perché lui abita dove abito io a Pianura, e ci siamo mai visti in tanti anni, però ultimamente ci siamo visti quasi tutti i giorni, non è vero, tutti i giorni no, ma ci siamo visti 4-5 volte quando non ci eravamo mai visti, diciamo, durante questi anni che io faccio i video, ecco. Poi Luca Ferraro, saluto Lorenzo Pio Carretta, che tu mi saluto mai, allora, ma forse non ce la fai mai a mi scrivere in tempo, per questo io non riesco a salutare. Stavo scaricando una batteria, tra l'altro, quindi un attimo mi interrompo, metto il caricabatterie, perché sennò a finire si scarica la batteria NN. Ecco qua. Aspettate un attimo, pochi pazienza, ecco qua. Ah, ma mi sembra un caricabatterie, eccolo qua. Mi metto un'altra volta comodo. Allora, chi stiamo salutando a Lorenzo Pio Carretta, sì, che appunto dice che non lo so, ma è difficile, strano perché di solito saluto sempre. Michele Massa, re delle battute demenziali, Ciro Oliviero, Luigi Di Lorenzo, Vincenzo Franceschini, Ciro Alaia, poi ci sta più Stefano De Marco, Andrea Cassese e Michele Cassese, due fratelli caduti, Antonio Pellegrino e la grande Nunzia La Sartulella, che oramai chi vede la live è abituato a sentire, perché Nunzia La Sartulella è la mamma di Antonio che fa la sarta e viene chiamata così dai fratelli. E poi ci sta Gaetano Piacente, Giorgio, ah no, questa è una cosa che già dice alla fine, Gaetano Piacente, Jenny Maisto, Luigi Di Lorenzo, Giuseppe Sorvillo, Giusy Reccia, che la guarda sempre la live e gli mando un abbraccio, Raffaele Alboreto, Valentina Nunneri, che non so se riusciva a commentare perché ha problemi con i commenti, Luigi D'Alterio che dice salutami Luta e io rispondo saluto ma patata, scusami Luigi però veramente te lo sei cercato. E poi niente, volevo un'ultima notizia, volevo ufficializzare il matrimonio tra Giorgio Impradice e Sara Silvestro, che sono due amici miei di Facebook, diciamo, che l'ha già fatto conoscere in pratica. Non so se stanno guardando la live, comunque li ho fatti conoscere, io sono contento che fra poco si sposeranno, per ogni ora si sposano, però Giorgio Ciobò e Sara è un po' restia, però secondo me questa è una bella coppia, Giorgio e Sara. Chiudo questa parentesi e vado subito a vedere chi ci sta collegato invece
nella diretta, vado a vedere se ci sta Forza Azzurri, che non ci sta addirittura, ecco qua, settimo commento, oramai non riesce più a essere tra i primi, però purtroppo hanno fatto velocità, comunque lo voglio bene, Nicola, lo saluto. Peppe Edin, Menacchio sono il primo, Peppe Edin per primo è riuscito a commentare, infatti difficilmente c'era riuscito, e buonasera, c'è Rocchio, Forza Azzurro, Cero, ti è piaciuta la reazione mia in merito all'area dei negozi? Ma che casa Caruzzi, sì, perché non mi ricordo la reazione del fatto dell'area dei negozi, se me la ricordi meglio, perché tengono la capa in merda. E sì, no, l'area dei negozi, non so se avete visto un video che ho fatto in settimana sul fatto che quando uscite dai negozi e pure quando entrate, però diciamo quando uscite c'è sta quell'area che va in capo e praticamente ci congiga i capelli. A me questo ho fatto un video dove io protestavo verso questa cosa, perché veramente è una cosa fastidiosa che uno come me per esempio che veramente perde non un quarto d'ora, no, ma una decina di minuti a se fare i capelli con phone, ora che in estate fa caldo, come è fastidioso farsi i capelli con phone, potrà stare un negozio, è stata fanata da capo, punto da capo, perché c'è sta cosa, cioè, allora io ho fatto un video contro, diciamo, per l'abolizione di questa cosa, quest'area in capo, che va nei negozi, che veramente è fastidioso, voglio veramente è una cosa fastidiosissima. Buonasera a tutti, Mattia Romagnoli che saluta un po' tutti voi e quindi niente. Allora ci sta Henry Naples, si sente bene, si vede bene, però ogni tanto vai a scatti con l'audio e col video. Voglio purtroppo da GIT, purtroppo l'abilità di mio nipote di andarsene proprio alle 21:30 a roppare una giornata che è stata a casa casca su cazzo, perché purtroppo quando sta mio nipote a casa veramente si capisce, ma non è tanto mio nipote che non scassa cazzo comunque di per sé, ma purtroppo quando sta con mia mamma cioè fanno cane e gatto e quindi fanno animali capo e te ne a scendere solamente, questa è la cosa. Oh, comunque Giorgio Ruzzolillo pare una radio neomelodica, stai salutando a tutto il mondo, mi metto pure un bello pezzo Nando Mariano e dai spacca grandissimo Nando Mariano che sono un po' cresciuto non con le canzoni di Nando Mariano, attenzione, ma io sono sempre visto sti canali Strevez da quando ero piccolo, perché mi hanno sempre fatto variare sti canali neomelodici in un certo senso, i video mi facevano divertire e quindi mi ricordo Nando Mariano a Bonana perché non lo vedo più perché non mi vedo più i canali Strevez. Alessio Enigma dice ti sfunato con Magnà? No, sinceramente no, perché ha spuzzuliato un poco, perché dovete sapere che c'è mia sorella che lavora, c'ha un catering e quindi ogni tanto piglia e porta sta roba al catering e quindi ci sfunniamo e sta roba, spuzzuliamo e a un certo punto non mangiamo più perché mi pare pure logico, a parte il fatto che tenga la panza, che veramente siamo arrivati a un livello che ultimamente mi ha fermato una hit, fa prima ma tu bevi, figuratevi a che si merita. Io personalmente voglio predicare tanto che andare, io non bevo, vuol dire proprio chiaro, pur se bevevo, fumavo, ve lo dicevo perché potete capire che io sono molto sincero quando dico le cose, però io da non bevo, ma posso fare una birra a settimana, una birra da 33 centilitri a settimana, questo è il massimo del mio alcolismo, dice. E su Magno mi ha detto, ma come, ma tu vivo? E no, proprio fa capire che sto facendo una panza proprio ambriacone, per farvi capire proprio la panza ambriacone. E vabbè, Giovanni Russo, buonasera, ci saluta, grande Giovanni. Lorenzo Pio Carretta, nata volta, non dimenticate di salutarmi, l'ho detto pure su Facebook, ma i dai ci salutato loro da fare a pacca. Allora, detto questo, andiamo avanti con i commenti. No, voglio vedere un attimo quanti siamo in linea, perché ogni tanto vedo, stasera veramente scarsissimi, 38 spettatori, sarà o fatto che rimane qualcuno da palesame, poi mi butto in questa giustifica di questa cosa, no, però saccio che veramente parecchi di voi stanno facendo l'esame, avevo tutto pigliato. L'ha già saputo il fatto che state facendo gli esami, il fatto che stanno facendo veramente tutti i video sugli esami vabbè, da che sta capito che state facendo Alessio Enigma ho saputo che alcuni youtuber con una serie di visualizzazioni YouTube gli regala dei soldi, hai saputo un poco tardi questa cosa perché è sempre stata così. Esempio in FIFA videogioco per acquisire dei crediti bisogna pagare, che sono, questo non te lo so dire, ma sicuramente ti so dire che YouTube dà i soldi se fai le visualizzazioni, ma questa è una cosa che penso che sapevate un po' tutti qua, abbiamo pure parlato qualche volta in qualche là. Riccardo Simonetti, Fabri, se incontro Dio, lo sai che gli dico, è un piacere conoscere la signor Roberto Gallini, ma perché si sa che oramai il nostro Dio è lui, ma l'abbiamo dichiarato più volte, anzi, cioè, prima era un mistero, diciamo, Dio, chi è Dio, come è fatto Dio, oggi sappiamo che Dio è fatto a immagine e somiglianza di Roberto Gallini, questa è una cosa che
che noi carliniani oramai sapevamo, quindi stai scoprendo l'acqua calda stasera, ti dico questo. Giorgio Russolillo, parlando di canale Strevaz, ti ricordi Video Team Italia? C'è sta ancora Video Team Italia, Giorgio, che veramente, cioè, io la vedo, ogni tanto c'è sta, cioè non la guardi più con quella intensità con la quale la guardavo quando eri più piccoli, però c'è sta sempre, Video Team Italia veramente scassava. C'è stato un programma che parlava del Napoli condotto da uno che faceva il ballo della capata in bocca, addirittura questo non mi ricordo, il ballo della capata in bocca non mi ricordo, sinceramente non so se o mi stai parlando. Andrea Cassese, io già fa l'esame ma stocca, grandissimo, vabbè, ma tu stai giustamente, ma facendo buono, perché cioè, rimane fa l'esame, no? Io credo che tu abbia dato il massimo, credo che tu oramai studiato, quello che è, basta, non è che mo stasera, poi se non avessi studiato, ti metti a studiare tutta la cosa, cioè tutto quello che dovevi studiare, quindi fondamentalmente meglio passare un'oretta così, ma poi se non lo sto a live, vado a briare, cioè dico distraiti, perché tanto è inutile quello che sarà, e quindi rimane ti posso soltanto augurare una buona fortuna per l'esame, ma comunque sei una casa caduta e sicuramente lo passerai, poi mi fai sapere. Sivero Fabio, buonasera a tutte le case cadute, mercoledì esame e non so niente me ne importa, dice questa frase. Perché poi c'è stata pure questa storia, diciamo, che tutti quando veramente dicono, no, poi hai cansato niente, poi e piglia un Massimo Revo, per esempio, no? C'è questa cosa qua, è vero, uno ai bot si chiama un gol vabbè, però poi studiare non sai un cazzo, e quindi vabbè, penso che io dice, guarda, studiati all'esame di terza media, perché vi dissi l'altro volta che io l'esame di Win non l'ho fatto, e quindi studiare io all'esame di terza media, ma figurate voi, cioè proprio studiare una casa caruto come me per prepararsi un minimo, diciamo, per chi a fare l'esame, uno come me che si rompe proprio cazzo e si mette vicino ai libri, figuratevi voi. A me che siete proprio casa caruto che io non ho mai conosciuto proprio a sti livelli proprio carliniani. Allora, Els, che si chiama Frank, ma tweet che tiene a cazzo di panza, quando ti leva la maglietta coppa spiaggia di mettere scuola oppure non ne fotto proprio, no, non fotto proprio un fatil, ha detto così la frase questa qua. No, sinceramente all'inizio così che me le magliette guarda, panza, ma sai, ti viene tutte quelle immagini, penso, poi ci faccio pure via la palestra, una camarone, che poi da uno che sta spaccato, te ne addominale, la tartaruga, che là così, allora tu dici, se ti passa tutto quell'anno che tu ti infrasciato in coppo di pane, ti passa tutto davanti, in quel momento che tu stai una maglietta, in quei pochi secondi, poi roppa c'è da passare anche poco, cazzo, effettivamente, perché poi mi passa, cioè, mi passa, questo mi viene solo i primi giorni, magari di mare, poi dopo passa. Yerp, buonasera, cielo, sono YouTube Game, usai questa babba, mi pare Gesù Cristo, addirittura Gesù Cristo, forse faccio pure 33 anni, quindi magari mi faccio crescere un po' più, e veramente faccio pure con video di Gesù Cristo, poi facciamo parodia di Gesù Cristo, non sarebbe male. Andrea Cassese, ma non lo tengo rimane, c'ero tra 2 giorni, casa caruto mi hai buttato a pesta, si ha già curato buona fortuna, l'ha giuttata a pesta alla casa caruto. Vabbè. Domenico Chiavarone dice un po' di distrazione fa bene la sera prima degli esami. Sì, meno male, io mi sono onorato di essere la tua distrazione per l'esame di domani, ma comunque io dai, però qua adesso non so se esame non vi preoccupare. Però si può una luce, perché fai morire sono una luce, faccio morire sono una luce, e se non ti faceva ridere, non lo so, non me lo immagino. Alfonso Bosco, ma che cos'è l'LD Market? L'ho sentito nella pubblicità del nostro caro MD, ma la pubblicità dell'MD non l'ho mai vista, a meno che non l'hai visto a internet che ci sta qualche pubblicità dell'MD, ma l'LD io l'ho spiegato più volte, è come fosse un frate scemo, tra virgolette, dell'MD, non è diciamo l'MD però al nord, l'hanno chiamata LD, sta differenziazione che non ho capito perché, però comunque è come fosse l'MD però del nord, c'ha un logo diverso, ma alla fine fa parte della stessa famiglia, che si chiama la Lillo Spa, perché qualche volta nelle live ne abbiamo parlato, sicuramente non ci stavi. Oggi attenzione, vedo Alicmo Baston, buonasera imperatore caduto, grandissimo Alicmo Baston, autore di tante sceneggiature durante la live, è veramente un grande, io gli auguro una buona serata anche a lui e aspetto dei grandi commenti che lui sa fare. Alessio Enigma, io oggi mi sono mangiato un fruttolo, è buonissimo il fruttolo, non so se ve lo ricordate, perché all'epoca mi stavo, non so se ancora oggi credo che ci sia, perché giustamente le mangiate,
quindi esiste. Comunque spesso leggendo commenti, pensate, mangiate fruttolo, domani compro i Plasmon, c'ero ma sono troppo buoni, ma i Plasmon veramente sono una cosa eccezionale, veramente, non so paziente, non ne viene l'MD, perciò non sono di parte, dico questa cosa al di là, anzi se poi mi parla che benno con ad, mi sa di essere caga mio cazzo, scusate un attimo che ci sta sempre la chiamata di caga mio cazzo, ma no, questo è Danilo Volpe, una casa Caruto di cui non conosciamo e cancelleremo da Facebook automaticamente alla prossima chiamata. Allora, lo Steve, allora, si parla dei Plashmon. I Plashmon sono, penso che vada a provare, cioè tutti noi siamo cresciuti con i Plashmon, però purtroppo eravamo troppo piccoli quando ci mangiavamo, perché erano piccini, giustamente non capivano cazzo, ci vedevano a mangiare pure a merda, no? Quando noi non capivamo, però i Plashmon erano appunto questi biscotti che ci davano da neonati, ma io posso assicurare che nonostante siano biscotti da bambini si vi mangiato oggi, io sono buonissimi perché veramente io sono una capata, cioè proprio una, io dico adesso a me ognuno diciamo ma a te piace, a me no, provatelo pure voi perché veramente sono buoni, provate piace, anzi mi rimane baccattavo proprio fra, mi fate un'idea, ti ringrazio Alessio Enigma. Mattia Strino Indimene, se è casa Caruto tenesse nella squadra, tu portassi a bandiera, veramente lo ritengo come un complimento questa cosa qua. Si capo il trust della squadra dell'MD, già mi ci vede la curva, come fa? Curva B, no, curva B, no, curva MD, curva D, nella curva D, perché giustamente MD è la curva D. I ragazzi della curva D, oh, cioè, immagino il coro. Riccardo Simonetti, ma Fabri, ma tu Jurn che ci facciamo fare? Ma io tante cose delle quali non è che mi posso mettere a raccontare, però faccio tante cose, faccio la stessa cosa ovviamente. E vabbè. Giovanni Borrelli, c'era ma stai lo sabba una VIP, addirittura una VIP, ma non Gesù Cristo, VIP, cioè mettete d'accordo perché c'era come fa capre, dice Simone Babbo, perché effettivamente fa molto caldo, tra l'altro io come vi dissi l'altro volta chiudo anche la finestra, caffè, cioè un barcone chiudo, perché sennò la live ci fa la signora a fianco e non mi sembra che poi chiudo pure la porta per non fare la live con mamma, con mia moglie e con le mie sorelle, e quindi sto chiusa, immaginatevi il caldo che sto subendo io, però cerco di stare tranquillo, faccio finta di niente e me ne approfitto pure per farmi una sauna mentre faccio la live, quindi in estate è una live ma è anche una sauna. Allora Forza Azzurri, dicevo, perché non fai domande in dall'ISIS, questa mi manca, questa spaccimi barba spacca tutte cose, poi, infatti non sarebbe male un posto all'ISIS, che comunque ci serve sempre gente perché veramente stanno tagliando parecchi capi. Allora Raffaele Alboreto, c'era il video di Biz, no? Io l'ho intitolato proprio così questa live proprio per essere chiari. Allora il video di Biz, praticamente ho parlato con Vincenzo che come voi ben sapete oramai è chi è che un bagnamismo Montevideo, e ha detto che comunque a settimana prossima il video cioè, sarà pronto anche probabilmente sabato o domenica, però per essere diciamo, più coerente a settimana prossima il video è già pubblico, quindi ve lo posso assicurare, non vi dico io preciso, non lo so nemmeno io, vi dico soltanto che la settimana prossima caschi il mondo, caschi la mamma di YouTube e la mamma di Facebook, veramente il video deve essere pronto. Luigi Minieri dice: lo stai facendo i fumetti? Non ancora, abbastanza caldo in questa stanza, veramente si sfiorano i 31-32 gradi, però io ancora resisto, tengo ancora la maglietta in volo, quindi ci sto. Andiamo poca rete perché non voglio saltare i commenti. Antonio Cirillo, cielo, buonasera, sto mangiando 5 Stelle San Montana, salutami, grandissimo 5 Stelle San Montana, lo sapete benissimo, gelato preferito mio, che Els, c'era mai capito niente, la Casado si è estesa anche con i succhi di frutta, no, ma questo lo so, si chiama Tropico Casado, sì sì è vero, che casa che utilizza la Casado, no, hai ragione, io lo sapevo, questo, e su un giga non pubblico mai, perché mi sono fissato la Casado Cola, però effettivamente ci sta anche la Casado, cioè Tropico Casado, che è proprio la bibita veramente dell'estate, a parte la Casado Tè, che veramente è buono, Tropico Casado pure, sa da provare, perché anche la già provata, quindi la devo provare. Gianluca Cozzolino, cioè, si state scema a non accettare a fare il video con i Mandellas, ma queste sono cose che tu giustamente non sei il primo che me lo dice la verità, però io purtroppo sono fatta così, perché proprio la verità io non sono fatta così, non ho certi cose, sono di principio e non mi interessa più, non ho più la voglia, magari all'inizio ce l'avevo perché facetto concorso, come si dice, vi esortai a votare, no? Perché volevo fare sta cosa, mi avesse fatto piacere poi vedere Vandellas, però sinceramente dopo tutto quello che è successo, dopo tutte le
cose, roba che a loro non si sono fatti sentire, io gli scrivevo, loro erano vaghi, roba che non mi hanno mandato premio e io nonostante gli avessi dato l'indirizzo di casa e quindi mi potevano mandare, ecco, sinceramente, i Vandellas, ma chi sfascimo contro un bru cazzo e quindi a me mi passa manco un cazzo, perché io poi no, non sono un tipo che cioè si scema che non accettare il video, ma scema perché? Spiegami perché, ma forse per visualizzazione, per gli iscritti, ecco, a me sinceramente voglio mi passa manco un cazzo, per ora è così, perché a me non posso fare cose per visualizzazione oppure per gli iscritti, così la già fa perché mi piacciono e perché ho voglia di farle, se non tengo genere di fare non ne faccio, questo è secondo me anche la libertà e chi fa i video, no? Perché uno fa i video perché ci piace fare i video, non perché ha da fare visualizzazione, ha da fare cose, no, perché sia come già ragiona così, allora non diventa, io l'ho fatto, in passato pure mi ingrippai per visualizzazione, mi ingrippai per fare visite, iscritte e roba, però a GSK poi mi stavo perdendo e cominciavo a fare cose che non mi piacevano tanto e quindi a me mi passa manco un cazzo, sinceramente detto così, poi ognuno la pensa come vuole per carità. Allora, andiamo indietro perché mi sono prolungato, poi ci sono una vandina di commenti. Buonasera Fabri Antonio Caperchio che saluto. Luigi Minieri, ce lo stai facendo i sui fumini? Man Fried si chiama, ce l'ho, hai mai pensato di invitare Carlino a casa tua? Ma veramente io a Carlino veramente quasi ce le secchiava a casa mia per farvi capire, Carlino è come un padre, quindi per me Carlino quando vuole la sua casa è la mia casa e la sua casa. Antonella Sorbolino, grandissima Antonella Sorbolino, guai, chiudi la porta, chiudi la finestra, tra poco piglia per, ma è vero, perché, ma però oggi c'era ancora si sta bene, stranamente, perché di solito quando la settimana scorsa si faceva più caldo, perché la verità se veramente stavo usurando, infatti qualcuno me lo disse, invece oggi c'era sul tranquillo, calmo, è rilassato, fa caldo, ma io resisto bene, a Rop mi avevo pure un misurito d'acqua, giusto? Riccardo Simonetti fa prima quando amma fa a Casato Cup, sì, questo è il periodo estivo dove appunto si giocano alle coppe, diciamo quelle là minori, la Casato Cup sarebbe l'occasione giusta quest'estate di organizzare una Casato Cup magari in spiaggia o lì una padella, questa è un'idea, mo parlo poco con Carlino e con l'Immobile Dream, vediamo se ci danno la sponsorizzazione. Yerp, ce lo viene da pigliare a Roberto Callini, sì, oggi ho visto pure un link che mi ha fatto il gentilissimo Pietro Ferraro, che non so sta seguendo la live, magari la segue dopo, che me l'ha fatti stu ragazzi su link dove vede Roberto Callini fa viene da pigliare a Cioconutto. Vabbè, Vincenzo De Lucia, frate Mecero, buonasera, la tua live è l'unica soluzione per un addormista, sì, grandissimo, ti voglio bene, no? Non lo so perché non so stasera cosa fa in televisione, il voto però è andate se non fanno un cazzo, quindi ma che ben vengano le live a così perché veramente il voto cioè, mi ricordo la se viene a mi ricordo che giorno era, facevano quasi nelle certe cose, i guerra, i ancisa chi c'è chi ci facciamo già sacci la salute, ma pure la gente che ci veramente c'è stato un palinsesto vergognoso. Vincenzo Cicatilo ce l'ho fatta a Babbo che fa schifo, citazione Tonino, ovviamente, il grande Tonino. Miriam Ferrigno, grandissimi Gruz, c'ero grande Miriam, che mi fa piacere che sta guardando la live, grande Miriam. Arussa, aspetta, voglio pagare un attimo la rete. Alicmo Bastone, eccolo qua. MD presenta, ecco, questa è una delle sue sceneggiature, come vi dicevo prima, Alicmo Bastone è un grande a livello di scrittura. Allora, MD presenta Carlinatore, imperatore emediano, Massimo Carlino casato, dovrà portare il suo impero sciocconuttiano contro suo fratello re Peppe Conad. Cioè, attenzione, Penny Market e dietro l'angolo. Ormai io Freedom Wall, non so se si vede, vi si accappona la pelle a leggere ogni volta le sceneggiature di Alic Mubassone, che veramente è prossimo a entrare a far parte del nostro gruppo, perché veramente non lo so, è un grande. Aspetto altre sceneggiature, grandissimo Alic Mubassone, i miei rispetti, veramente i miei applausi ovviamente per le tue scritture. Sì, vero Fabio, c'era non mentire, ho giocato preferito tu è Eucalip, no, assolutamente, guarda, ti ricava da mossa, la tua è una battuta, perché Eucalip, sai, già sappiamo a cosa, qual è il doppio senso, ma a me Eucalip non mi è mai piaciuto, veramente è una cosa che ha sempre schifato, Coccopoto l'ha già assaggiato, perché quando ero vicino, ma è stato sempre un gelato che ho sempre scartato, pure perché a me un gelato, sinceramente,
mi è sempre piaciuto di mangiare, no? Mi piaciuto uguale i ghiaccioli, ma hanno sempre, magari c'è, tu stai là, che li riendazzo qua, ma c'è, allora, cioè, un paio di una granite, no? Dico io, cioè, a questo punto, quando vi vedono un ghiacciolo, no? Ma pigliate una scimmia granite, la paura di me, e sei cucciaino da sbarì, no? Da mettere, invece su questi cazzo po' a finire in mano, cioè, si può posare secchi in mano, cioè, i zingari, cioè, secondo me i zingari, cioè, chi è proprio il gelato dei zingari, o Qualip, o i, come cazzo, i ghiaccioli sono gelati che a me non mi sono mai piaciuti. Alessio Enigma, ce l'hai visto il video che una ragazza di Sant'Arpino ha messo lo striscione Lavali col Vesuvio e Radio Marte Gianni Simeoli, Semioli, tu, ma si dice, cioè, si chiama Simioli, l'ha chiamata che figura e case e merda. I casi in merda, ho detto, pensavo casa Caruzzi, cioè, mi avrebbe fatto piacere la citazione, ma no, non la ci sta contro, proprio perché questi cose, ma dice che sentire, vedere, e cliccando con pulini, perché voglio, ma cioè, non se ne può più, sfrandacato proprio a wall, scusatemi la cosa, soprattutto la mamma di Antonio Pellegrino, Nunzia la Sarturella, mi dice niente Nunzia, ma quando ci giovane, perché su fatto le cose in Napoli, io ci sono abitato parecchi volte, ma chi quando rompo un cazzo, una volta dopo, non è che posso stare da allora a sentire a chi offende Napoli, a chi, ma cazzo ce ne foto io. Ma sinceramente pensiamo ad altro. Giuseppe, sto facendo la diretta, bravo, grazie. Questi sono sempre i riferimenti a Tiziana Cantoni, non so quando finiranno. A proposito di Tiziana Cantone, Riccardo Simonetti dice Roberto Gallino è Dio, ma allora Tiziana Cantone chi è? Ah, Maronna, addirittura veramente cose blasfeme stasera. Simone e Babbo, cioè, ma quando ti posso incontrare? Quest'anno non so potuto venire a Tavrì, spero che ci incontreremo l'anno prossimo. Allora Simone, grazie del fatto che mi incontrato, perché a me mi fa piacere. Tra l'altro colgo l'occasione per allora, l'unico, io volevo organizzare il raduno come detto più volte a fine giugno, però purtroppo c'è un matrimonio e in un compagno mio, e quindi che si fa tipo il 27-28, non mi ricordo che è sabato, essendo che io ora raduno e l'incontro lo voglio fare il sabato, allora voglio la spostare probabilmente al 4 luglio, quindi vi dico che probabilmente 99% 4 luglio ci organizziamo questo incontro, quindi questo ve lo posso dire da mo' e ce lo dico pure giustamente a chi mi ha fatto la domanda che mi ha discusso chi me la fa. Ma comunque allora, Simone e Babbo il 4 luglio sei bello e sicuro che ci vedremo. Mo dove, quando, a che ora, non lo so ancora, però poi vengo informato un po' a Facebook, lo scrivo ovviamente, ma posso dire che al 99% il 4 luglio ci vediamo. Volpe Giuseppe vieni a Pianura ci incontri, ma io sono in casa a Pianura Volpe veramente sì, una casa caruccia sarà la prima live che ti vedo perché per noi c'è sempre che sono a Pianura veramente Volpe casa caduta. Luigi Minieri volevo comunicare che oggi l'MD è sponsor ufficiale della nostra squadra di calcetto, addirittura oggi calcio a 5, domani il Real Madrid, cioè veramente questo è un onore, mandatemi le foto se ce l'avete, facete veramente due fotografie sul fatto che a me mi onora sapere che l'MD sponsorizza la vostra squadra, veramente voglio vedere questi completini, magari regalatemi pure una maglietta, perché cioè, penso che come presidente orario dell'MD dici, me la da regalare, ma facite in casa caruto, perché sennò vengo e vi sospendo la partita e vi piglia a capo. Volpe Giuseppe Cero che chiacchiera che tieni, sì, veramente una delle poche cose che tengo io è a chiacchiere, questo te lo posso assicurare. Volpe Giuseppe sputa un po' in terra, Volpe Giuseppe, ma va caca, cioè, va a brigare, televisione, cioè, questa è la live, vi parla, che caggia fa, ma già sta zitto, mo sono zitto 5 minuti prima che sia meglio così. Simone Babbo, tapposto sicuro se ce lo voglio bene. Alessio Enigma, era radune a Caserta il 4 luglio, no, non ci mai a Caserta, che tra l'altro lo farò perché l'ho promesso, lo voglio fare, sulla raduna a Caserta, ma lo voglio fare dopo il raduno che faccio a Napoli, ovviamente. Poi voglio fare pure a Salirne, l'ho sempre detto. Poi penso che a luglio faccio tutte e tre e stanno a posto. Quindi veramente ci appicciamo perché fa capre a luglio però vabbè fa niente che ma fa vicino fotte però i pomeriggi cosa uffici ci mettiamo sotto all'albero. Francesco Scamardella chi t'ha morto mi saluti grazie sono appena uscito dalla clinica e sono in convalescenza si muoiono due ma a già sta a casa è proprio una clinica caruta se il mio spasto voglio bene Francesco non so tu cosa abbia passato e spero che stai buono veramente grazie a Luchi Tamburt però che veramente mi ha fatto piacere allora sta chi sta non lo vedo no ma spagarete perché
Giovanni Borrelli. Ah, c'è venuto a sapere una Coppa America, no, ma su una Coppa America, so che è iniziata, ogni tanto vi con malattie con una, ci sta una cosa che ha fatto Neymar, tipo oggi in Coppa a Facebook, ma ci ha passato un pallone per K1, cioè cose assurde, pure un'ata, ha fatto una malattia esagerata, ma non la sto vedendo perché non ci capita un cazzo severa, sinceramente, non so dove posso vederla, ha fatto pure un rigurgito che mancava stasera, dopo mezz'ora di live ancora dovevo fare un rigurgito. No, ma fammi capire russo a sta Coppa America, cioè, ma la c'è in Coppa streaming perché veramente oppure Coppa Sky, non mi dice Coppa Sky perché io non tengo Sky e quindi vabbè, comunque la Coppa America non la sto seguendo, sinceramente mi dispiace che una volta avrei, veramente mi appassionava. Vincenzo De Lucia, Fabri, tu volevi ringraziare, lunedì scorso non ho studiato per guardare la tua live, oggi pigliate 30, scusa, pensavo 30 è il martedì, tieni gli stessi poteri di tuo padre Roberto, cioè, ma in effetti può fare perché cioè come hai fatto con una giga a 30 senza studiare è una cosa strana, vabbè non è studiate che la sera, poi penso che studiate se un cazzo ci alluvia su 30, cioè voglio dire a meno che non veramente non è Roberto Carlino il tuo professore. No, voglio vedere un attimo sempre quanto ne siamo, perché voglio se Sim si aiuta, perché mi fa piacere 46, da 38 siamo passati a 46 e che è sempre bello sapere che siamo. Allora, Antonio Viscardi, c'era ma Piette Pullo che fine ha fatto? Bella domanda, quello che sa Piette Pullo dovete sapere che io ve l'ho detto più volte, Piette Pullo è fidanzato con una ragazza sarda della Sardegna e tutte le estati lui di solito va in Sardegna perché fa il capo animazione in un villaggio turistico, però quest'anno si è rotto cazzo perché dopo anni pure l'animazione che nonostante sia un lavoro bello, ecco, pure troppo cazzo che poi in tuo stesso villaggio ti lasci immaginare non è sempre bello stare sempre nello stesso villaggio. Allora, con Piette Pullo, essendo uomo avventuroso, uomo dalle 1001 notte, in pratica si è aperto, mo voi rito perché sicuramente ridete, si era avuto un negozio di pesce, una specie di pescheria stagionale, sarà lì 4 mesi, già ha cominciato a lavorare, comunque in un pesce là a Cagliari, però dice che se stava vista si diverte, perché lui è una cosa che fa veramente con, cioè quello che fa, Piette pure si diverte e lo fa sempre al massimo delle sue possibilità, comunque sta venendo pesce e sta buscando pure i soldi, lui mi dice, quindi che veramente gli auguro tutta la fortuna, magari chi le passa il tempo dopo tornare a Natale, perché poi è una cosa stagionale che lui fa per 4 mesi là in Sardegna ai turisti, no? Ovviamente i tedeschi, cose, ci sta le scuse e pack, per esempio mi spiega cosa ci hanno le gambere costano 3 euro e se viene a 18 euro mi spiega queste cose che io, scusate ancora il telefono, chi si caga mio cazzo, ecco questa è la chiamata ufficiale che noi accettiamo ma soltanto da caga mio cazzo che eccolo qua, ignoriamo ma salutiamo sempre perché come tradizione vuole, ma è anche bello preciso negli orari, cioè, è la seconda terza volta che chiama alle 22.05 e lui veramente ci tiene particolarmente anche alla precisione nelle chiamate, lo salutiamo, caga mio cazzo, un grandissimo che si chiama sempre così, ve lo ricordo proprio caga mio cazzo, proprio su Facebook lo trovate, si chiama così. Aspetta un attimo, sì, il Volpe Giuseppe dice ragazzi dobbiamo fare una colletta, apriamo un MD a Cerrone, ma cioè, penso che dopo forse non ancora, però fra 2 o 3 anni ma me la meriterei una tutto sto burdello e l'MD penso che veramente cioè, almeno una colletta no perché me la da regalare facciamo una società come ho detto già qualche altra volta facciamo una bella società e ci mettiamo tutti quanti una come si dice stanno un nome proprio una cooperativa facciamo una cooperativa tutti insieme c'è la prima MD giustamente mettiamo Roberto come presidente perché come fatti rispetto ecco poi noi ci facciamo i giovani su poi facciamo i ruoli no scaffalist cassi ci alterniamo un po' e ci facciamo queste MD però felice perché poi parliamoci chiaro a me lo studio l'MD abbasciato c'è un po' di tristezza sotto quando poi così un po' tutto quando depresso non lo so così mi pare a me poi magari quando escono fuori si avvertono questo non lo so, però quando stanno là ti fanno poco non so poco a Waller per noi faremo un MD con grande felicità belle buone mettiamo la musica balle gruppo all'improvviso cioè capito tra una cosa e un'altra belle buone vai parta la musica ti una piscina di comunque uttiamo a parere un poco ovviamente mo, o fallimmo a Rob Riuen o magari diventiamo famosi perché facciamo questo supermercato diciamo brasiliano questo supermercato brasilegno Francesco Scamardella azienda Cerro io lavoro per un'associazione benefica dei quartieri spagnoli che si chiama Orchestra Sinfonica dei quartieri spagnoli dove prendiamo bambini per strada e li facciamo e poi finisce il commento stavo leggendo
con grande attenzione, però è venuto commento, vabbè, aspetto che si rinnova, Francesco Scamardella, casomai fai copia e incolla di tutto il commento e me lo rimandi. Intanto leggo qualche altra cosa, Volpe Giuseppe, no, nesciuto, vabbè. Alicmo Bastone, eccolo qua, Alicmo Bastone, no, aspetta, scusami, è continuato il commento di Francesco Scamardella che dice: ti vengo a prendere io che abito vicino a casa tua, così magari puoi far divertire i nostri bambini anche 10 minuti, che ne dici? Ma per carità, quando veramente lo farei con piacere. Sì, creatura di sono proprio esperto di bambini, nel senso che io ho fatto animazione, no? E per esempio nell'animazione ci stava il Baby Club, no? O Mini Club, no? E io sono mai stato proprio un grande, cioè con i bambini, nel senso che sì, forse 10 minuti ce la faccio, perché poi oggi c'è da 10 minuti e tengo che creatura, dopo ti capiscono che la capamina è buona e quindi mi guardano un po' storto, così dice creature cioè sono chi russe posso pure variare, però che creature sono un po', non ti prometto diciamo grandi, però carità, sì, se mi viene a pigliare ci chiamiamo là, ci proviamo e questo te lo posso garantire, quindi Francesco quando vuoi tu. Abiti vicino a me, non è che abiti vicino a casa mia, tu Francesco, ma poi sì, ma pure si stive casa, basta mi viene a pigliare questo per me non ci sta proprio. Allora, poi ci mettiamo d'accordo, scrivimi su Facebook e ci mettiamo d'accordo. Alicmo Bastone dice Fast and Sorcery, cioè fosse Fast and Furious, Fast and Sorsetto, solo per parti pezzottate, tra parentesi, questa è un'altra sua sceneggiatura. Don Carlinetto nasconde una doppia identità, il mattino fa un caporeparto su gelati e MD, ma di notte diventa pilota di corse a pianura e dovrà vincere la Coppa 3 Sorsetti, voglio veramente da Gitto, Alico Bassoni, io ti voglio conoscere la tua vera identità, tutti i cieli sotto questo nickname così particolare, però sotto c'è un artista, voglio, perché mi ha buttato Fast and Furious facendomelo diventare Fast and Sorsetto, cioè con la doppia vita di Don Carlinetto, cioè immaginate la scena Vin Diesel invece sotto era Don Carli, cioè veramente bello, veramente. Applausi per quest'uomo. Ciro Alaia, Ciro Forza MD sempre Pera King Cerrocchio t'ha fatto stu pizzetto, ma io uso veramente 3-4 mesi, 3 mesi che tengo su pizzetto, tiene una piramide a capa sotto, cioè, effettivamente sì, perché ultimamente me l'ha tagliata mi ha fatto a punto io a Cicciare voglio un'altra cosa che vi volevo condividere con voi. Ma io è diventata una droga questo fatto, sto sempre a fare così, paro fratello cazzo ovviamente, questo lo so, però sto sempre a fare così, quando gli è pausa, no, bella busta così, e mi truciuleo, no, mi truciuleo questa voce del verbo truciuleare, sto sempre così, perché io dentro uno sfiziato tu questo pizziato, cioè, questa è l'unica cosa, diciamo, buona, diciamo, poi sì, per carità, paro fratello cazzo, para la capra, sembra quello che vuoi, però mi dà un senso di antistress, no, fa così, cioè, mi piace questa cosa, cioè, mi spari cagavo. Allora, Antonio Viscardi dice, c'è Roma, ma se volesse fare l'animatore come mi dovrei muovere, quali sono le agenzie migliori, tu per quale hai lavorato? Io mi fai una domanda che è veramente fosse long, cioè la risposta sarebbe lunga perché la spiega cercherò di essere breve, è difficilissimo per me essere breve. Allora, non è che ci stanno, allora, sarebbe delle agenzie buone, no? Di nome, ci sta Marcanda, Vera Tour, Eden Viaggi, ci stanno sicuramente dei tour operator delle agenzie buone, cioè meglio conosciute, però ti dico pure una cosa, e cazzo che tu parti con la più grande agenzia d'Italia, per esempio, la Samarcanda, no? Faccio un esempio. Poi piglio capo animatore che non ha capi cazzo, per esempio, e te oppure piglio uno staff che sono tutto capi cazzo, sono antipatici, per esempio, oppure un villaggio che fa schifo, e te quindi voglio dire, per quanto tu possa, attenzione se una muschilla, come diciamo che la storia di muschilla che vanno a finire non culo, mocco, indonasi, di recchio, cioè questa specialità che siamo questi moschilli invasivi, questa è una storia che e praticamente ci sta, scusate, la pista pensi che i muschili, ma scusate, ho fatto l'animazione. Cioè, voglio dire, è anche un po' un terno all'otto, nel senso che tu puoi partire pure con un'agenzia piccolina, cioè, ovviamente non ti consigli di partire con grande cascaruto, cioè se poi, per esempio, se stai partendo, cioè, tu basta che mi dici a me mi contatti, ti sacci chi sono i cascaruto e chi no, quindi a priori ti dico, state accorta chi lo pavano, oppure su casa caruto, quindi questo te lo riesco ancora a dire, però voglio dire, tu puoi partire pure con un'agenzia piccolina, ma ti diverti, perché magari pigli uno staff di ragazzi
che sono bravo, che fai amicizia e ti stai bene, un villaggio dove le persone sono cordiali, sono gentili, e quindi ti diverti. Quindi è una cosa molto relativa l'animazione da questo punto di vista, pure perché da quello che ti posso dire che l'ho fatto, allora è capitato sul partito con grandi agenzie e ma noi oggi ci siamo sempre divertiti, sia con grandi agenzie che con piccole agenzie, mi sono sempre divertito, ho sempre fatto stagioni belle perché mi sono sempre divertito, non lo so, sono stato fortunato sicuramente, perché poi volte sai, magari qualcuno ha fatto l'animatore, abbiamo parlato e te sì, hai fatto una volta, però mi sono divertito, perché magari è stato sfortunato la prima volta che ha acchiappato una merda di villaggi, una merda di squadre, hip e cose, e quindi non si è divertito. Comunque è molto relativo questa, però se ti posso consigliare, diciamo, fallo l'animatore, perché è un grande, cioè, una grande esperienza, ma al di là di tutto, ma già l'ho detto qualche volta nelle live. Però vabbè, che se quando andiamo avanti, allora, Francino Nocca, no, ci sono un sacco di cose, scusatemi, c'ero là con tutto, chissà, una Francesco Scamardella, sono scugnizi proprio, si fece ai bambini di questa associazione, sono dei quartieri, comunque suonano gratis, paghiamo i docenti noi e siamo stati invitati già al San Carlo, abbiamo invitato anche Clementino che spero verrà anche lui. Ma fa piacere, no? Perché sono cose che ti fanno onore, queste associazioni a me sono sempre piaciute, a me in realtà veramente, questo lo dico seriamente, mi sono sempre piaciute questa gente come te, per esempio, che dici, ma aiutano queste creature e fanno pazziare, ma non solo, ma pure i grandi, che aiuta con quelle persone, a me mi è sempre piaciuto come cosa, e tu stai mai cazzo lo fa, perché a me proprio mi fa essere proprio di soppire, no? Però se uno mi coinvolge in certe cose, io magari tranquillamente posso dare quello che qualcosa, no? Nel senso che di tempo, di farci ridere, non lo so, cazzo, posso provare a farlo. Quindi che se veramente ti fa onore perché sono cose belle. Giovanni Borrelli, c'ero ma rimanisti in merda quando era Ferro Pazzo ti faceva scherzi dell'MD? No, allora vi spiego intanto di cosa sta parlando Giovanni Borrelli. Allora, Raffaele Pazzo, conoscete Raffaele Molisso, che fa purissimi video in a Facebook e YouTube. No, mi chiamò un giorno e mi disse praticamente che era il Zacci comunque che è un direttore dell'MD, con un affaticante dell'MD. No, ma io non ci ho creduto nemmeno per un attimo, perché non che avevo riconosciuto Raffaele, perché non l'avevo riconosciuto Raffaele dalla voce, però era capito che era uno scherzo, ovviamente, chiamo cioè, veramente, cioè, ieri riesco a capire ancora i scherzi, non sto ancora a questo livello, ragazzi, di andare il voto ne capisco, però il voto si capita, ecco, fa una scherzo telefonica e mi credo, chissà chi fa me, e invece con grande casa caruti con compagni Rumi che mi sta variando un culo, questo sì, però quella volta che mi chiamò Raffaele io capi che era uno scherzo, quindi se lo potete trovare questo scherzo in canale appunto di Raffaele Molisso, Raffaele Baz, e fa parte del video Fuck Time. Allora, praticamente gli voglio fare domande e lui risponde, e all'ultimo proprio trovate questo scherzo che mi ha fatto lui a me, gli ultimi 2 minuti più o meno. E Raffaele, vabbè. Volpe Giuseppe, ce lo seriamente mi contatti quando poi ti tengo negli amici Oso Danilo, questo è il contatto di Babbo, ma contattami tu Volpe, così sicuro non ci scudiamo perché io sinceramente mi dimentico, quindi se mi contatti tu tutto quello che facciamo che le puoi. Volpe Giuseppe, abbiamo fatto la foto insieme dietro la via vecchia, dietro al viale. Ah sì, mi ricordo, posso dire che il guaglione che un mesetto fa più o meno quando pallone a Basci via vecchia, dietro all'MD proprio, e ci siamo fatto una foto insieme, se sei tu mi ricordo. Roberto Carlino, voglio eccolo qua, l'account di Roberto Carlino che a volte presenzia nelle nostre live del lunedì, dice: credo un solo Carlino, padre delle case carute, creatore dell'MD e dell'Immobile Dream, di tutti gli abbondanti visibili e invisibili. Questo giustamente starà parafrasando la mitica frase di Russell Crowe Il gladiatore. Un cucchiaio di cioccolata che sta da balle, brava star come cazzo si chiama sita, c'era una sfida, non fa a casa caruto e mangia un cucchiaio, ma non la tenga la cioccolata prima fissata, a parte che la mamma magnasse perché non tengo proprio cene, e poi non ce l'ho qui a casa in questo momento, è finita e quindi non ne l'ho. Andiamo dietro. Alessio Enigma, c'ero tu a casa, stai che pantofole stive che sure opera e fete, no? Dove, hai aperto una piaga, Alessio, perché? Perché voglio, no, non mi fate nei video, vi premetto questa cosa qua, che fortunatamente mi lavo con costanza e con frequenza, quindi non mi fate nei video, poi mi fate, però questa volta no.
e si dice appunto che questo problema che avete adesso quando che pantofoli invernale, cioè vi lascio immaginare i papusci marroni di pelle e con sto indice veramente sto surano ultimamente e in su si trova un attimo un secondo, cioè un capo potesse fare quando sono mezza via e cammini mezza via con baccattano una cazzi pantofola estiva, un infradito qualcosa estivo e sto quando lo si fa cimme papuscia invernale marroni di pelle che veramente a casa caruto proprio doc. Vabbè, Russell Crowe, state bella città Russell Crowe. Simone e Babbo c'ero al raduno porta anche Carlino, ma magari c'ero Giovanni Borrelli dice veramente Giovanni Borrelli poi roba di riga c'ero qualcuno avevo avuto una fuck time ma cioè io voglio bene ti stimo però da Ceci veramente si un palazzo frascito perché io cioè a fuck time chi sì, per chi vuole rispondere alle domande ma io che faccio la live tutti i lunedì alle 9:30 su Kangop, no? E voi mi facete domande e io rispondo e sta manando a fare sta cosa cioè ma io ma faccio a fare sta fuck time cioè voglio dire la domanda sorge spontanea perché scusa domande tutti i lunedì e facite rispondo pariamo a fuck time mi pare una cagata no oddio sarebbe per chi non si vede la live perché giustamente va a vedere tutto quanto la live ma soltanto un gruppo di noi verità live stiamo delle botte qui a Pianura che non mancano mai tutte le sere c'è sempre qualche santo c'è sempre qualche festa qualcuno che è uscito da carcerato qualche partita di droga che è arrivato qua comunque sempre botte a Pianura oggi quando si tratta che ma quando volete un po' per due cose nel cielo volete sentire due botte che vi manca Capodanno e tenete un po' di nostalgia venite a Pianura a udare il 9:30, 10:30 a come dei botti. Questa è una cosa dato di fatto che veramente non mancano mai, ma soprattutto quando stai vedendo i film, c'è un'abilità a come i primi 5 minuti, voi dovete sapere che i primi 5 minuti del film, di un film, sono chi è più importante, perché in quei 5 minuti chi fa il film, chi ha scritto il film ti sta spiegando tutta una vicenda in da 5 minuti, quasi tutti sfuggono che di 5 minuti a roba è meglio che te vai a fanculo perché non dopo parecchio film che non capite nulla. A Pianura tene una stabilità e non ci capite ancora perché e spara i bot in dei primi 5 minuti che accompagnano un film, ma non lo so perché, forse perché appena non devono fare i film e non si è capito ancora il motivo, l'interesse che non devono fare i film a Pianura, non lo so, vogliono un popolo che, non lo so, vogliono Canugio prima i film, non lo so, forse chiamare occata cosa, questo non lo so. Comunque il bot a Pianura, non so se sentite perché veramente stanno aiutando, vabbè. Comunque Ovetto 87 c'ero anche se fuori luogo a Rete WhatsApp c'è un cliffhanger addirittura Montagna Caruto con Silvestre e Stallone che ne pensi che hanno ridoppiato la voce di Stallone e hanno tolto la voce di Ferruccio Amendola ma Ferruccio Amendola è morto e quindi a un certo punto forse hanno dovuto togliere la voce di sua però non mi ricordo che a cliffhanger non mi ricordo se lo doppia qualcun altro però c'è stato quel film di Stallone che non è doppiato da Ferruccio Amendola è strano, tipo Rocky 1 è doppiato da Gigi Proetti, addirittura questo lo sanno in pochi, ma sicuramente lo sai, è Alessio Enigma che sta in linea, che una volta ne parliamo di questa cosa, ed è strano sentire Rocky non con la voce di Amendola, tanti voglio un sacco sicuro veramente stanno sparando sti bot, proprio in questi istanti stanno sparando i bot, si vero Fabio lo dice anche lui, Suto Channel 01 ora sono entrato cosa mi sono perso ma ti si perse tutto e niente all'ultimo passo sta facendo appendere i quadri stanno facendo appendere i quadri di Carlino ma questo non lo so stai facendo il video bravo vabbè. Ho detto 87 ps su Facebook su Antonio Aiello ti ho fatto la foto del Tug Life dei Pantera sì mi hai fatto la fotografia ieri quando ho pubblicato questa cosa dei Pantera mi hai fatto la fotografia la mano la faccia mia così la Tug Life la busta dell'MD me la ricordo Pera King c'era da via da patente no ma via da patente sembrava Massimo però si ricominciò da 3 quando portò la macchina sull'autostrada con il pazzo bellissimo la scena è proprio l'inizio del film ricominciò da 3 capo chi là che sta in macchina Ultra Easy oggi presenta da anni presenta il programma che fa no Medicina 33 un programma in medicina che stanno a parlare di trena così che come si chiama Iris comunque un programma che parla sempre in medicina e con le cazze roba va
Vabbè, andiamo indietro. No, perché su Manni... Ah, Roberto Carlino dice: "Cioè, ma l'MD non ha gli infradito pazzotti?" Guarda, non lo so, però vedo che c'è tanta roba di mare, tipo Jazz Dry, Imberlun, quelli gazebo, no? Perché appena trasi nell'MD pare che stai trasendo un negozio di quelli che tipo che vende una roba di giardinaggio, no? Almeno da me che è così, hanno proprio occupato l'entrata da questi cazzi, cioè pare che hanno un bar, come dire, un bar, cioè sai che i bar con quelli cazzi che stanno i tavolini, che tu pigli un cocktail, quella cosa, cioè invece poi capisci che tu dici, ma non ci facciamo sotto trasuto, tu puoi pensare, sbagliare a trasino, invece no, noi verso andare però mi sti cazzi cosa, così che tu dici, ma ci facciamo, ma comunque non è spazio, evidentemente, e quindi non ci facciamo una mettere questo, perché anche piccolino l'MD rispetto ad altri MD che veramente sono belli e grandi, su Karusunghi è veramente una casa caruto adibito ad MD. Volpe e Giuseppe Cielo, tu giuri si troppo simpatico, ti voglio bene Volpe. Gaetano Anna Rumma ne con me di Lupani con stu cazzi di napolitano, c'è una storia che voi proprio vi siete proprio affezionati a sta stufata lupanina napolitana che io mi ha detto che lui erano cucendo i fuochi, che veramente è rimasta la storia, mi fa piacere che ve lo ricorda. Alessio Enigma, una volta a scuola il giorno primo mangiai, a zuppi fasul, facette una loff, che ricette di compagni miei, chissà, chi sa mangiare da zuppi fasul, tu faceva loff a scuola e ti sgamavano. Ah, scusa, la storia giustamente no, proprio sembrare una cosa ridicola, però c'è chi di noi non ha fatto i pirata quando stava in classe, parliamoci. Io mi ricordo queste cose, mi ricordo che mi ha scavato una cosa in memoria mia, no? Che praticamente mi ricordo quando, ma questo capita pure a voi, non tu facci di sci, magari ride, perché già insomma voi ride, ma tanto lo so che lo fate pure voi, perché chi è che non lo fa? Che in da classe, cioè non upite, no, io che ci viene di fare un upite, non è che uno può, che poi diciamo che il bon ton, no, tra virgolette, l'educazione, direbbe che quando da fare un upite a da in due bagno, cioè, ma io sfido che mai un essere umano in coppa faccia la terra e chiudere in due bagni per fare un pirata, cioè, non lo so, ma può essere che ci stanno, ma io non ne conosco gente che va in due bagni a fare un pirata, mai visto, ma l'ho mai visto pure nei bagni pubblici, non mi è mai capitato che uno per fare un pirata, non mi è mai capitato. Quindi i pirata si fanno, cioè, è inutile che in classe, ovviamente, quando sai, ci tiene un'ora italiana per dire, no? Allora tu dici, ma io già sono uscito, magari un po' di asci per fare un pirata, o voglio fare cadino, allora te lo riesci a, come dire, come fosse un silenziatore, no? Ti mette ognuno di noi, secondo me tengono un silenziatore un culo, perché per la mia perché se no non riesci a fare il loff, no? Che le loffe sono, quello so, sono clipite senza rumore, diciamo, sono clipite che fa così un po' diciamo, loftion, un po' che loff. E quindi diciamo, io mi ricordo che pure gli faceva, e boh, sai, molte paura, anziano, no, perché poi tu devi, voi sapete che devi dosare bene, cioè devi vendere, che infatti di dosazione, no? E a dosare buono il culo, perché insieme a tu scappano poco più e fanno pirata e si sente, no? E ovviamente fai una figura in mezzo capo di cagna scuola, cagna casa, secondo me, un po' più in la stessa scuola, ecco, ti sfottere la nave, e quindi devi sempre dosare la loffa per farla, devi sempre dosare veramente buono culo, e io lo so fare, lo facevo, cioè, o con l'offa facevo, però c'è sempre il pericolo della puzza, ovviamente, però tu devi un po' con me a fufra, o da si c'è un amico di fiducia che non dice niente, oppure da settare da tutto, e comunque sono tecniche che poi svilupperete col tempo, e quindi è inutile che vuol dire che se non siete anche voi esperti di questa cosa. Allora, Volpe Giuseppe, ti mandato un messaggio a Facebook, amore mi va un attimo a fare una doccia, ci rimarrò per 10 minuti e venga, addirittura ma fra 10 minuti probabilmente ci stiamo manco più, perché già sui 10 e mezzo, quindi ci saremo altri giusto 10 minuti, tempo che viene e chiudiamo la live, comunque vado a fare la doccia, e non so, va a fare quello che può. Vincenzo De Lucia, Fabri, il mio amico Panzarotto, antistress grandissimo, lo saluto, si vuole comprare l'orologio smartphone della M per D, voglio che veramente è una marca di elettronica, vedi, lo dicevo, dell'MD, perché veramente vende anche l'elettronica, l'MD, negli MD più grandi ci sta veramente questo reparto di elettronica dell'MD a uso in orologi smartphone, i pile, i furn, i furnolini, queste cose così, è vero, come cosa sto scherzando, ma fa ricoverare secondo te? Secondo me sì, perché io penso che per esempio le pile dell'MD
come dissi forse già in qualche live, penso che 1, 2, 3 girati i canali poi finisce, cioè non si può, ma non ci si può aspettare dalle pile dell'MD chissà quali prestazioni e quali che penso che veramente cioè, yeah, chissà di tu so che tu smartphone, cioè, voglio dire, lo smartphone, cioè, secondo me non funziona manco l'orario, figuriamoci se funziona internet, no, cioè, su cose che mi sembra un po' un temerario, un panzarotto in cielo, canne e cose. Alessio Enigma Rocky 7 quando esce? Non lo so, ma uscirà perché mi pare che me l'hai detto proprio tu su fatto una volta che ci stai proprio in programma questo Rocky 7. Da Apple 91 Mac c'era il mio amico quando faceva il pirata in da classe mettevo culo fuori a finestra e non sto scherzando. Vabbè, immagino sta cosa, cioè, per carità io ti credo, però cioè, nessuno diceva niente che mettevo culo fuori a finestra, voglio dire, cioè, ne penso che passava inosservata la scena che uno mettevo culo fuori la finestra, voglio dire, però comunque c'è una sorta di vabbè. All'Icmo Bassono, quando mangi choconut e fasullo, non piacerà sentire come scorreggia il culo, no? Come scorreggia il culo, perché non lascia veramente secondo me è un mix che è abbastanza pericoloso, che no, da non provare a casa. Inizio, ma una diretta insieme a Carlino quando fai, grandissima Concettina che la saluto e voglio andare a sapere che Concettina, Vizio, chiamo Concettina in confidenza, anche se non ci conosciamo da vicino, ma è come se ci conoscessimo perché Concettina è una delle prime che veramente mi segue da quando ha già fatto la prima parodia, cioè veramente io la ringrazio qui in diretta perché veramente è uno dei primi, Concettina sono 4 anni, 4 anni e mezzo che se figli senti tutti i scimità che dico e quindi è grande. E chi ci sta più? Ah no, vabbè, c'è Simone Babbo, c'è Lucio, mi è stato un piacere stare un po' con tutti, grande Simone, ti voglio bene, ti ringrazio per essere stato qua questa sera, ci rimane sempre lunedì prossimo, comunque ci siamo sempre qua, se vuoi. Mattia Romagnoli, sto morendo in realtà può fare ripire che argomento in mezzo è una cosa però bisogna affrontare, bisogna che qualcuno prima o poi lo affronti e allora ma per chi sta responsabilità l'ha già affrontato, no? Cioè, se la dice, ok, saluti Emanuele Greco o Futusi Casoli, addirittura c'è Emanuele Greco sarà uno che ti è venuto in mente parlando di Pirate e ti sarà venuto lui in mente. Da Apple 91 MK nessuno riceve niente da chi si faceva Pirate fuori la finestra perché era meglio fuori la finestra che in da classe ovviamente, però comunque sembra una scena strana tu culo fuori la finestra, vabbè, comunque fatta a barba Lutam, addirittura Gaetano Annarumma, che è veramente una grande Lutam puris. Antonio Viscardi dice Rocky 7 so che Rocky è allenato da Roberto Carlino, questa è una novità che non so, che poi alla fine Rocky scopre che è suo padre, addirittura cioè, veramente cioè, fosse bello, io facessi fosse per esempio a Silvestre Stallone, io manasse una cosa che sta cioè uno dice sei scemo, aspetta a manare Roberto, ma perché no, cioè almeno ci fa ridere a noi, no? Che amiamo Roberto Vallini, cioè, ma poi sarebbe una sorpresa su quelle cose non senza che gli americani fanno sempre questi fatti, perché non le potrebbe fare Silvestre Stallone. Vabbè. Ciro Alaia, un smartphone top di gamma Carlinos Phone, da creare un Carlinos Phone che faccia concorrenza all'Apple. Allora, sì, vero Fabio non mi pare rinfradito a due Enrico le scarpe a pianura che veramente esiste Enrico e quindi Fabio conferma di essere di piano te potessi accattare Enrico è uno che viene scarpa a piano storico che sta proprio dove quasi abito io e lo conoscono tutti qua. Alessio Enigma, no, questo già l'abbiamo letto. Andrea Attanasio, fatto la Coppa America. Fabri, la Coppa America a fanno vedere Coppa Gazzetta TV canale 59. Ma che c'è scimessa Gazzetta? C'è non so, il canale 59, ma stiamo parlando di internet o di televisione? Scusami l'ignoranza, che non lo so. Fammi capire buono Andrea Attanasio, perché Mauro Streo partita di Coppa America. Alessio Enigma, hai mai pensato che una professoressa buona, cioè, non si può leggere questa domanda, a scuola no, non ho mai avuto, ti confesso, non ho mai avuto professoresse buone, ma sembra tutte bruttarelle, cioè anche di una certa età, e ti dico la verità, mai una professoressa buona, ma infatti vi qualcuno tiene il professoressa buona, che dico, ma beata cioè a volte sento notizie tipo un coppa intensa, la professoressa fa l'amore con alunno fa l'amore, cioè quando stai visti cose impensabili, che ovviamente tutto vecchio si cioè, ma non vedi che proprio il professore mi come ma veramente manco Roberto Carlino ha fatto qualcosa che il professore mi può far capire a che livello che, cioè può far capire veramente
a che punto eravamo. Fuori tubo, ciao, per problemi personali lasciai il teatro ed incominciai a fare video comici su YouTube. Mi daresti qualche consiglio per far conoscere il mio canale così da crearmi un piccolo pubblico virtuale? Ma i consigli che ti posso dare? Cioè, fai video, fai sempre video, divertiti, metti a Facebook, pazzia, cioè, non lo so, io sono sempre, personalmente ho fatto sta cosa perché sono strunzo, no? Nel senso, sono sempre stato così, quindi mi viene abbastanza, mi è venuto spontanea, tra virgolette, questa cosa qua, quindi se tu si fatta così, si strunzo pure tu, con me mi per dire, vedrai che ti verrà tutto naturale e quindi avrai tu anche un piccolo pubblico virtuale che ti segue, perché poi comunque c'è un pubblico, chi lo vuole se lo crea, questo voglio dire, quindi questo è il consiglio che ti posso dare, credo. Vabbè, comunque Vincenzo De Lucia, visto che Amo, Cani e Roberto Carlino fanno prodotti di elettronica, quando lo facciamo uscire l'Ai Cerrone, dopo l'Ai Carlino facciamo uscire l'Ai Cerrone, lo mettiamo al prezzo lancio di 79 euro e una Casato Cola Light, che veramente è un prezzo di tutto rispetto, un prezzo molto aggressivo che potrebbe anche dire la sua sul mercato. Gaetano Annarumma Fabrino pare anni fa ha già fatto un periodo in coppa una creatura, addirittura, cioè, questa non l'ho mai sentita, un periodo in coppa una creatura è di una violenza allucinante, ma penso che questa creatura attualmente te ne rumellone, perché cioè, penso che non cresca più nessun bulbo capillare sulla sua testa, almeno a così oggi pensare. Grazie mille fuori tubo, no, ma figurati, grazie a te, io dai solo quello che penso. Chissà, poi infatti mi hanno preso un po', vabbè, andiamo avanti. C'era un mobile, Carlino Mobile, scusa. Vabbè, chissà, già, in alcuni commenti sotto, voglio. Marco Esposito, ma se arrivi a 100k, che sarebbe 100.000 credo, ma di cosa? Che fai? Ciao Frambo, ma 100k che quei iscritti di... fammi capire che cosa, 100.000 di cosa? Ho una bottiglia prosecca all'MD, non posso fare sicuramente. C'è il minuto prossimo se va tutto buono, ma spero che non muore pure tu. Io approfitto veramente per salutare perché come al solito, a parte che sono fatti 10:30 passate, quindi ci siamo sempre visto l'orario in cui chiudiamo, ma tengono a scimmesete, per la verità, perché parlare un'ora ma provoca, ma specie tipo, come vi ho detto, ma il pizzatella prima, no? Allora proprio la coppa abbondava e quindi la salivazione incomincia a risentire e ma ci fa veramente, ma ci appena a pompare acqua, ma la cegliamo a bocca. Quindi detto questo, io vi lascio, vi saluto e ci vediamo sempre lunedì alle 21:30 come sempre qui sul canale. E niente, poi un video di Bizzo non ve l'ho qua, la settimana prossima esce sicuramente, questo ve lo voglio ribadire perché l'ho detto pure all'inizio, ma ve lo dico anche pure mo'. E niente, poi ci vediamo sempre che sono stronzato con Facebook in settimana, quindi stiamo sempre là. E niente, io vi auguro buonanotte, buon esame a chi da fare l'esame per settimana, per dopo primana, per fare 3 giorni, non vi preoccupate, tanto è una passeggiata. E poi vi ringrazio a tutti che stanno vedere una live sempre a Rob, che veramente la scorsa settimana ad esempio sono stati tantissimi, io non me l'aspettavo, cioè tipo subito a vedere la live la settimana scorsa ha fatto tipo 1200 visualizzazioni, ma cose che difficilmente capitano diciamo, per le mie live, forse che vi sono mancato, non lo so, che erano 2 settimane che faceva live, forse per questo io vi ringrazio, veramente mi fa sempre molto piacere perché uno la fa sempre con più, io la faccio sempre con piacere la live, però sapendo che uno sa dire, io la faccio ancora con più piacere, quindi che si piacere a me. Vabbè. Detto questo io vi saluto, vi state buono, cerco il tasto per chiudere la live e va pure una buonanotte. Ciao aiuto. Aspettate, non ho aggiunto la tasta, ciao aiuto, ma non ho trovato il tasto. Eccolo qua. Aiuto, state buono. Ciao.